Buongiorno cari amici, camminatori, pellegrini e viandanti, ben ritrovati. Venerdì 19 giugno e dopo 40 giorni dall'ultima escursione, il maltempo, qualche altro problemino, il lavoro del Fabio, non siamo più tornati in quota, ma oggi finalmente, anche aiutati da una bella giornata, dove siamo venuti Fabio? Oggi Dario siamo arrivati al Mont Alt de Pelsa. Mai sentito sta roba? A quota 2417 metri. Siamo sulle Dolomiti bellunesi ed è un panettone esattamente al centro della valle del Cordevole. Da qua vedete alle mie spalle la Marmolada, qui sotto c'è Cencinighe, c'è Alleghe e qui davanti a noi la Moiazza e la Civetta, che non si vedono purtroppo perché sono coperte dalle nuvole. 1300 metri di dislivello. Si parte, Fabio? Si parte da Capanna Trieste, si risale il Val Corpassa, si attraversa il fiumiciattolo e pian pian si arriva su. Ecco, alla fine sono 16-17 km, ma un bella, piacevole, molto interessante. Si segue la direzione per il rifugio Vazzolè, il rifugio Tissi e poi si taglia dentro per tracce di sentiero. Comunque veramente un posto panoramico al centro della valle del Cordevole. Peccato per le nuvole, comunque ci accontentiamo. Le immagini parleranno certamente meglio di noi. Continuate a seguirci cari amici dalle Dolomiti bellunesi, un saluto e un augurio di buona estate. Ciao! Viva la montagna sempre!